33 misure di custodia cautelare, numerose perquisizioni, oltre 100 indagati. È questo l'esito dell'operazione Taurus condotta dai carabinieri del ROS di Padova per sconfiggere le infiltrazioni mafiose nella nostra regione. E con il supporto dell'Arma Territoriale in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria. Sequestri di beni mobili e immobili per un valore di 3 milioni di euro. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi con le aggravanti mafiose. Destinatari sono esponenti delle famiglie calabresi Gerace Albanese, Napoli Versace, stanziate a somma campagna in altri comuni limitrofi del Veronese, ancora una volta territorio protagonista. Questa modalità dell''ndrangheta è stata riscontrata non solo in Italia ma anche all'estero, quindi modalità di espandersi e di radicarsi sul territorio sfruttando quelle che sono le presenze di associati all''ndrangheta che vivono e operano ove portano avanti criminalmente la struttura delinquenziale. Tra gli arrestati 2 albanesi residenti a Paese e un kosovaro nel Trevigiano, più un vicentino. Per il procuratore Cherchi si può ormai parlare di un vero e proprio radicamento. In questi 2 anni mi pare che abbiamo fatto circa 200 misure cautelari, quindi parlare di infiltrazione sarebbe una cosa che non delinea effettivamente la gravità della situazione. C'è un radicamento profondo della criminalità organizzata nella regione. E sono soggetti che vivono qua ormai da tempo e da tempo anche svolgono attività criminali, soprattutto nel riciclaggio. Grande capacità infatti è stata dimostrata proprio nel trasformare denaro illecito in denaro pulito con totale autonomia gestionale, inquinando passo dopo passo l'economia. Le indagini continuano.